L'ultima volta dei Pooh a Treviso. L'omaggio della nostra città coincide con la penultima tappa del tour d'addio di questa band che ha attraversato 50 anni di storia italiana. Mezzo secolo di emozioni rivissute questa mattina al Salone dei 300, dove sono state consegnate le chiavi della città davanti alla folla di fans, primo tra tutti l'assessore Paolo Camolei. La nostra storia, il Presidente l'ha già raccontato con delle bellissime parole, ma non una generazione, 3 generazioni hanno cantato, hanno ballato, hanno passato le loro giornate ascoltando i vostri dischi, per una crescita personale, una crescita culturale della nostra cittadinanza. Successi ed emozioni ricordate anche dal sindaco Giovanni Manillo per una cerimonia dove anche il pubblico ha avuto il suo spazio, anche magari per raccontarsi, come quest'uomo che ha raccontato così il corteggiamento alla moglie. Ho consegnato a lei una rosa per 7 anni. Voi sapete cosa ho scoperto? Che si innamorata non di me, ma di voi. Più che una cerimonia quindi è stata una festa, soprattutto per il trevigiano dei Pooh. Prendere le chiavi della propria città non è male. No, è fantastico, anche perché pur abitandoci da dentro, se vado via chiudo. No, è una... Guarda, ti dico, è una delle cose che se penso in questi 50 anni più mi dà gioia, perché è parte della mia terra, da dove io sono partito veramente a fare i primi passi. E c'è chi ha le chiavi di Treviso ma non della propria città. Perché anche le chiavi della città, neanche quelle di Piombino mi hanno dato, che sono di Piombino. I Piombino sono l'unico cantante, sono tutti metalmeccanici, dice vi diamo la chiave della città a Fogli che è l'unico cantante che non me l'hanno data. Vengo qua e mi danno una chiave così, che implica anche vita e alloggio al governo. Un gruppo che tra i meriti ha anche quello di aver unito musicalmente tutta l'Italia. Da Roma a Bologna, da Bologna a Bergamo, da Bergamo a Piombino a Treviso, e sicuramente è stata veramente forse la chiave della nostra grande fortuna di aver parlato un linguaggio che era comprensibile trasversalmente un pochino per tutta Italia. Un riconoscimento che lega ancora di più Treviso ai Pooh. Lo è ancora di più per me e per noi, perché questo riconoscimento viene dato nella città di Redi, di Treviso, che è un po' anche la nostra città. A Treviso il penultimo concerto, poi il 30 a Bologna l'addio definitivo, dove i Pooh si sono formati. Ma i Pooh finiscono? Ma che ne so io?